1.140.000 voti in 3 giorni di apertura del seggio telematico o telefonico, il 30% degli aventi diritto al voto. Nella sede del Comitato referendario per l'indipendenza del Veneto c'è grande soddisfazione. Non ci si aspettava un risultato di questa portata e ora si punta in alto, visto che si voterà fino alle 18 di venerdì. Stiamo cercando in tutti i modi, non sarà semplice, ma di arrivare a raggiungere i 2 milioni di voti o giù di lì, perché a questo punto bisogna battere il ferro finché è caldo. Sistema informatico e centralino del comitato sono stati presi d'assalto. Ci sono 90 operatori e 500 linee telefoniche per le informazioni sul voto. Il fatto che si trovi occupato vuol dire che c'è il Veneto che sta chiamando. Una mobilitazione che ha interessato anche la televisione russa, arrivata a Cittadella nel Padovano con una troupe per saperne di più. Lo stesso presidente veneto Zaia ne ha spiegato i contenuti a Roma nella sede dell'associazione Stampa Estera. Questa non è una sorpresa, anche perché in Consiglio regionale ho sempre detto che comunque nella nostra legge voterò sì. Tra i veneti ci sono pareri in maggioranza favorevoli all'indipendenza, ma qualche dubbio sul tipo di consultazione, che secondo qualcuno può generare dei voti doppi o fasulli. Credo sia necessario dare una soluzione a quelli che sono i problemi del Veneto e quindi credo sia una cosa giusta. Via internet secondo me diventa un po' poco diplomatica, non universale, nel senso che non tutti hanno accesso ad internet, anche se comunque è abbastanza diffuso come mezzo. Io sono per l'unità comunque. Lo Stato non ci garantisce più niente a noi cittadini. È una cosa che ormai stanca e adesso si prova in un altro modo. Basta mettere il codice fiscale, io posso mettere anche il codice fiscale di mia mamma, mia zia, dopo viene chiesto solo il documento d'identità. Eventualmente uno può anche votare per il fratello o votare per l'amica. Busato spiega che il sistema, a voto avvenuto, esegue verifiche incrociate con l'anagrafica elettorale regionale. Dove risultano anagrafiche o voti fasulli, magari di persone che sono riuscite ad entrare simulando di essere qualcun altro, vengono scartati e scomputati. Raggiunte e superate le 500.000 firme previste dalla Costituzione italiana per indire un referendum popolare, ma al Comitato questo proprio non interessa. Il risultato sarà portato dai 10 delegati eletti dal popolo in questo referendum a Bruxelles, che sarà lo stesso a decretare lo Stato veneto indipendente.